Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. Ed eccoci di nuovo in onda, presumo che siamo di nuovo in onda. Confermo, Giulio. Lo confermi? Benissimo, allora così ne sono certo anch'io. Allora, abbiamo appena lasciato un discorso, ma è il discorso che apre anche la home page di Tempi, tempi.it. Intanto, buongiorno e ben ritrovato a Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi. Emanuele, buona Ciao mattina. Giulio, buongiorno a tutti. Allora, parlavamo poco fa con Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare leghista, proprio di ciò di cui ti occupi tu stamani sul sito di tempi.it, no? Le europee 2024. Abbiamo ancora un anno di tempo per capire quanto l'Unione Europea andrà a destra, perché questo secondo te è un assioma, è una cosa sicura che l'Unione Europea andrà a destra? Sì, secondo me sì, anche dalle, diciamo così, chiacchierate che ho fatto anch'io con qualche europarlamentare, si va in quella direzione. Bisogna capire quanto andrà a destra, questo è il problema fondamentale, cioè capire se l'alleanza che ha retto l'Europa negli ultimi anni, cioè Partito Popolare, Partito Socialista, reggerà, e questa è probabilmente anche l'opzione più semplice, oppure Sì. se la crescita dei conservatori, e da questo punto di vista diventa centrale il ruolo di Fratelli d'Italia, porterà, diciamo così, a spostare un po' il baricentro verso destra. Però insomma, anche guardando a che cosa è successo in Germania, cosa è successo in Spagna, che tra poco tra l'altro torna al voto, si può prevedere abbastanza facilmente che ci sarà uno spostamento verso, diciamo così, sì, Ecco, verso la destra. Emanuele, secondo te, da quello che annusi, che puoi, diciamo così, già intravedere, visto che, come tu metti in premessa nel tuo articolo stamani, il Partito Popolare Europeo sta corteggiando un po' Giorgia Meloni e il suo gruppo, no? I conservatori europei. In quest'ottica, la Lega, secondo te, tendenzialmente verrà tenuta fuori al bando, perché così comandiamo noi, tra virgolette, o c'è la possibilità che si crei un grande rassemblement con dentro anche la Lega? Allora, la Lega, da quello che io capisco, è in una posizione scomoda, nel senso che rischia di rimanere fuori anche con uno spostamento a destra, e questo secondo me soprattutto alla Lega, ai dirigenti della Lega non conviene, cioè perché ormai abbiamo capito che... Tra l'altro, scusami Emanuele, ma stamattina avrai notato la stampa che esce con una stampa Repubblica, non mi ricordo più, uno dei due, insomma, che esce con una grande intervista a niente proprio di meno che Giuliano Amato, dice la Giorgia Meloni deve mollare Orban, lasciamoglielo a Salvini e vadano quelli lì alla deriva. L'establishment Sì. abbraccia Giorgia Meloni, insomma. Sì, ma questo è il classico scorpione, no? Che ti fa attraversare il fiume, però poi a un certo punto ti punge, quindi bisogna sempre stare molto attenti ai consigli, diciamo, a questi consigli apparentemente disinteressati. Sì. In realtà la vera partita, da quello anche che io sono riuscito a capire, sarebbe riuscire a lasciar fuori i socialisti. Questo sarebbe il vero colpo, anche perché noi abbiamo visto che il Partito Popolare, che è una grande calderone di sensibilità anche diverse, ha una sensibilità anche, diciamo così, più tendente a sinistra, ad appoggiarsi più al Partito Socialista, ed è questo il vero problema, perché noi sappiamo invece che questa Europa a trazione centro-sinistra anche per il nostro paese crea davvero molti problemi, molti disagi, ma pensiamo soltanto tutto all'aspetto delle case green, il green in generale, le auto green, adesso c'è anche questa direttiva sulla qualità dell'aria, che ad esempio per una regione come la Lombardia è un vero disastro. Qualche settimana fa il presidente Lombardo, assieme all'assessore Guidesi e al sottosegretario Cattaneo, sono stati a Bruxelles e veramente vogliono imporci delle misure draconiane, per cui per rispettarle sostanzialmente dovremmo andare in giro tutti a piedi e chiudere sostanzialmente tutte le nostre fabbriche. Ora io mi chiedo come sia possibile avere una visione della vita, del mondo, della quotidianità della gente di questo tipo, cioè
Cattaneo ha scritto su Tempi che paradossalmente noi, per arrivare alla qualità dell'aria che ci vuole imporre l'Europa, dovremmo abbattere le Alpi. Ecco, dico soltanto questo per far capire, diciamo, a che livello siamo arrivati. Quindi, per tornare al discorso di prima, Sì, sì. la vera questione sarebbe diminuire il più possibile il gruppo socialista e fare in modo che invece i PPE, i conservatori e tutti gli altri partiti che hanno una visione diversa del mondo e della storia rispetto a questa possano finalmente guidare il vecchio continente. Ecco. Però tu dici la Lega corre il rischio di essere lasciata nel recinto di Orban, ai margini, insomma. Sì, questo sì, certo, questo è il rischio della Lega. Infatti, da questo punto di vista, secondo me, ma ovviamente è il consiglio di uno che non conta nulla, diciamo, sui tavoli, è semplicemente il consiglio di un osservatore, è quello di essere furbi e di cercare in qualche maniera di rientrare nel consesso di quelli che contano. Certo, non alla maniera che dice Amato, che come dicevo prima mi sembra veramente lo scorpione che fa attraversare il fiume alla rana, ma poi a un certo punto la punge, quindi bisogna stare attenti anche a questi tipi di consigli. Ecco, su Tempi c'è un altro articolo che cattura subito l'attenzione dei lettori su tempi.it, perché Tempi, il mensile, apre con un argomento del quale ci avevi già parlato, no, Emanuele, ovvero usciamo dalla palude, facciamo le grandi opere, e voi vi intervistate Ercole Incalza, grande manager pubblico, padre dell'alta velocità, perseguito giudiziariamente quanto basta, QB, diciamo, ne è uscito bene dalla persecuzione giudiziaria, dalla persecuzione o prosecuzione, non lo so. Sul PNRR dice siamo indietro, serve un coordinamento e poi tante sono le cose da fare, il ponte sullo stretto si farà, eccetera. Quindi il tema generale che il mensile di giugno Tempi affronta è questo qui, no? Quello delle grandi opere, sempre vagheggiate, mai realizzate. Non so se ti sei fatto l'opinione che questa sia la volta buona, è la prima domanda. La seconda riguarda invece un articolo molto interessante di Leone Grotti che si può trovare sulla homepage del sito, su tempi.it. L'Ucraina, ne avevamo già parlato anche noi, ha sabotato il Nord Stream e gli Stati Uniti sapevano tutto, il famoso gasdotto, i gasdotti saltati per aria. In questo caso lo scrive il Washington Post. L'attentato è stato orchestrato e condotto dall'Ucraina. La CIA, la counterintelligence americana e altri paesi europei conoscevano i dettagli del piano, ma non hanno potuto o voluto intervenire. Roba molto pesante, no? Alla fine anche l'inchiesta del premio Nobel che era stato dileggiato perché anziano e rincoglionito era vera. Sì, tra l'altro questa, la cosa che mi impressiona di più, che è questa che mi sembra una mega notizia, in realtà non mi sembra che abbia suscitato un grande dibattito, ma qui no, zero. gli indizi, Scusa ovviamente Emanuele, nessuno sugli organi di ancora... informazione italiani e anche in TV, zero. Sì, infatti dicevo, onore, diciamo così, alla stampa americana che invece continua a battere su questo argomento. Adesso c'è stato il Washington Post che ha pubblicato appunto i dettagli di questo rapporto, che dice che quello che tu prima hai detto. E appunto stavo dicendo che mi colpisce il fatto che questa, che è una notizia enorme se pensiamo, e che dovrebbe avere anche una delle ricadute, diciamo, su quello che sta succedendo nella guerra tra Ucraina e Russia, invece è, come dire, poco trattata, mentre appunto ormai gli indizi crescono sempre di più. C'è stata quella inchiesta di Seymour Hersh, ci sono state altre inchieste di giornali tedeschi, e tutte hanno in comune, diciamo, questo aspetto, e cioè che a sabotare il Nord Stream non è stata la Russia. Se vi ricordate, quando scoppiò, in realtà subito si puntò l'indice contro la Russia. In questo caso invece sembra il contrario, cioè che non è stata la Russia. Poi chi è stata? Adesso c'è un nuovo capitolo, diciamo così, di questa storia, che appunto la CIA era a conoscenza del piano per sabotare il Nord Stream e non ha fatto niente. Ha avvisato anche le intelligence degli altri paesi occidentali e nessuno ha fatto niente. Quindi
come d'altro canto in questo momento appunto si parla anche molto di quello che sta succedendo in Ucraina invece per quanto riguarda la distruzione della diga, e lì sembra invece che siano stati i russi, però ricordiamoci anche che invece per il Nord Stream diciamo gli indizi portano da un'altra parte. Emanuele, abbiamo parlato poco fa con Carlo Cambi e con Gianluca Savoini della vicenda Metropol, Russia, Lega, eccetera, eccetera, no? Ti faccio una domanda, quella vicenda lì rispetto a quella di D'Alema, Colombia, armi, eccetera, eccetera, due pesi e due misure o no? Oppure ha ragione Feltri che dice no, in realtà D'Alema è un compagno poco allineato per cui lo indagano. In questo caso non sono per niente d'accordo con Feltri, io. Tu come la vedi? Ma allora la vedo che sicuramente D'Alema anche per una certa parte della sinistra è diventato un bersaglio, quindi sicuramente anche lui diciamo negli ultimi anni non gode di buona stampa in una certa parte della sinistra. Basta ricordarsi qualche anno fa cosa diceva Travaglio di lui. Però sì, che ci siano due pesi e due misure mi sembra evidente, cioè la vicenda che ha coinvolto la Lega e Salvini, pur essendo uno scandalo enorme, pur essendo avvenuta una manipolazione come sta uscendo appunto sui giornali in questi giorni, viene anche poco trattata. Immaginiamoci a parte invertite che cosa sarebbe successo. E invece al contrario questa cosa di D'Alema sì, c'è sempre un po' un modo di raccontarla per cui alla fine viene salvato il compagno Max, ma questo voglio dire, Giulio lo sai meglio di me, è la nostra stampa, la tendenza diciamo ideologica della nostra stampa la conosciamo, sarà sempre un po' così. Io credo però che la gente comune non sia così stupida, diciamo, cioè si accorge delle cose, non è che non le capisce e ormai ha imparato e sa benissimo i giornali quali tendenze ideologiche hanno. Ecco, l'ultima annotazione, no? A proposito di racconto di vicende giudiziarie, noi abbiamo anche un bellissimo codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie, eccetera, eccetera, no? Ce l'abbiamo. E dobbiamo fare i corsi in cui veniamo aggiornati sulla deontologia, se no perdiamo l'iscrizione all'ordine dei giornalisti. L'ordine dei giornalisti può mettere sotto indagine, sotto diciamo così censura e noi giornalisti se non rispettiamo gli articoli di questi codici deontologici, giustamente diciamo, però nel racconto delle vicende giudiziarie, e qui mi rifaccio a un'altra questione che voi avete affrontato, quella oscena storia del caso Tramontano, no? Lì si può fare di tutto, di più, non parliamo poi di tante altre vicende giudiziarie, ma insomma, senza che nessuno venga limitato in alcunché. La stessa cosa vale anche per il discorso Metropol Russia, no? Dove perlomeno ci sono dei giornalisti la cui posizione andrebbe approfondita, perché non sembrano proprio forse solo alla ricerca della notizia, ma di qualcos'altro. Allora, non due pesi, due misure, 100 pesi, 100 misure. Ma assolutamente, è proprio così. Io ormai sono anni che mi scandalizzo per questo modo quello schifo lì di... della vicenda Tramontano purtroppo non è unico, no? Noi abbiamo assistito ai mostri di Erba, al mostro di qua, quell'altra di là, tantissime vicende giudiziarie raccontate in maniera del tutto squilibrata, sballata, irrispettosa della dignità delle persone, nessun procedimento. Ecco, andiamo avanti con i nostri bei corsi di deontologia e a cacciare un po' di soldi all'anno per l'ordine dei giornalisti, giusto? Ma certo, ma tutto questo è veramente assurdo. La vicenda Tramontano ne è l'ultimo e clamoroso esempio, voglio dire anche addirittura al TG1 hanno fatto vedere i messaggi che questi si mandavano, è diventata veramente anche una sorta di, sì, ma anche la TV del dolore, cioè facendo vedere queste immagini, le interviste alla madre, eccetera, c'è veramente una grandissima morbosità. Ma ti faccio un altro caso un po' più piccolo, meno clamoroso, che però ha coinvolto Susanna Tamaro, che noi oggi raccontiamo su tempi. Lei al Salone del Libro di Torino a un certo punto, mentre si stava parlando del fatto del perché i ragazzi non leggono più, lei ha detto ma il problema è che gli insegnanti
propongono delle cose e non si mettono in relazione con gli studenti, e quindi ad esempio anche il Verga, e a un certo punto insomma cita il Verga, sparato sui giornali il titolo: la Tamaro attacca Verga e dice di leggere Va dove ti porta il cuore. E si è andati avanti per giorni interi a parlare di questa cosa. Tamaro ha dovuto scrivere un articolo sul Corriere della Sera per spiegare il contesto della situazione. Ora, questo lavoro di spiegare il contesto della situazione, le parole dette ironicamente, il tono con cui veniva fatta quell'intervista, dovrebbe essere un lavoro giornalistico, cosa che non è stata fatta. Cioè si prende una frase, la si spara sul giornale, si monta il caso e poi si cercano le reazioni per portare avanti il caso per qualche giorno. Ecco, io sono contento che Susanna Tamaro verrà al nostro Festival di Caorle il 16 e il 18 giugno a parlare di queste e di altre cose, perché veramente c'è bisogno di un nuovo modo di raccontare le cose, un modo che sia approfondito, che non sia viscerale, che non punti soltanto a creare indignazione. Lo scopo dell'informazione non è creare indignazione, lo scopo dell'informazione è raccontare le cose così come esse avvengono, non con motivazioni politiche o scandalistiche. Ecco, noi speriamo Emanuele, che a causa dovremmo di fare un aiutare ponte questo con la senso. radio, se sei d'accordo, per questi 3 giorni di Caorle. Sarebbe interessante mandare anche qualche diretta, ma vedremo magari di poterla organizzare. Che dici? Organizziamo, perché credo che da un lato c'è il sottosegretario Mantovano, che è una persona molto riservata, che parla poco ma centrale per il nostro governo, quindi io penso che quella sia una cosa interessante da ascoltare. C'è questa cosa della Susanna Tamaro, c'è questo scrittore cinese di cui tu hai parlato spesso, che insomma ci racconterà un po' che cosa accade in Cina, altro buco nero dell'informazione, la Cina, nessuno ne parla mai, cosa succede dentro la Cina. E poi un altro ragionamento sull'intelligenza artificiale, che sapete che è un po' un nostro pallino. 16-18 giugno a Caorle, bello anche il titolo del premio Luigi Amicone, chiamare le cose con il loro nome. Sembra una banalità. Comunque, grazie Emanuele. Tempi.it, buon lavoro, buona fine settimana Emanuele, poi ci sentiamo per organizzare magari appunto anche questa iniziativa. Va bene, con molto piacere, buona giornata a tutti. Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Tra poco, a proposito di Ucraina, ne abbiamo parlato prima, ascolteremo un'audizione che risale a ieri, fresca fresca, in Commissione Difesa, del capo di Stato Maggiore Giuseppe Capodragone. Alle ore 12 credo che potremo ascoltare invece un'altra vicenda della quale molto si è discusso, o meglio, potremo ascoltare delle voci relative a un'altra questione di cui molto si discute, la questione RAI, con l'audizione dei vertici della RAI, Soldi, Sergio e Rossi. L'amministratore delegato Roberto Sergio, la presidente della RAI Marinella Soldi e il direttore generale Giampaolo Rossi. Stamattina alle 8 iniziava l'audizione, la risentiremo alle 12. Poi, come sempre, oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini. Buon ascolto, buona mattina a tutti.